sta per iniziare la presentazione, chiamata presentazione in spesa, l'eleganza che andremo a scoprire così, pagina per pagina, di questo comunemente chiamato libro, ma in questa occasione chiamato capolavoro. Innanzitutto vorrei fare un applauso all'atelier di Roberto Ratto per l'ospitalità. Dicevo, come avrete potuto notare, questa non è un'officina, è un atelier. Allora, grazie ovviamente a questi tre personaggi che hanno scelto di venire a ripresentare il libro, il capolavoro qui da Roberto, e sono colui che l'ha scritto, Gianni Tomazzoni. Coloro che hanno fatto il lavoro veramente incredibile, perché la ricerca, i ricordi, tutto, io non so quanto tempo ci hanno messo a trovare tutti i nomi che ci sono qua dentro. Sono Rino Buschiasso e Roberto Vittore. Appunto da un'idea di Rino e Roberto, con i testi creati da Gianni Tomazzoni, e mi viene subito da dire, ma lo faranno poi loro, un ringraziamento particolare all'interminabile e lunghissima serie di nomi che fanno parte delle foto e dei meccanici e di tutta la ricerca che è stata fatta. In terza pagina trovate un elenco lunghissimo e veramente io penso che sia stato un lavoro incredibile per loro. Ma partiamo subito. Allora, il titolo Corso Marche 38, gli uomini ombra, da una decina di segretarie comprese, siamo arrivati agli oltre 160. Chi comincia a raccontarci qualcosa di questo vantaggio? Buongiorno a tutti e grazie di essere qui oggi. Questo ve lo potranno raccontare Roberto e Rino, io mi limito solo a illustrare come è nata questa idea. Con Rino e Roberto ci siamo conosciuti un anno fa a Molveno in occasione del 40° anniversario della scomparsa di Attilio, dove loro erano presenti per celebrare questo anniversario, e chiacchierando del più del meno, insomma, delle nostre passioni, è nata questa idea di mettere insieme questo lavoro. In realtà poi noi ci siamo ritrovati ad ottobre, il nostro primo vero incontro è stato ad ottobre, noi tre, dove abbiamo lanciato il progetto, abbiamo cominciato a raccogliere il materiale, e da ottobre ad aprile è stato un full immersion per riuscire appunto ad arrivare nella data che avevamo previsto dell'8 maggio per la presentazione a Torino e fare questa raccolta. Una raccolta che dal mio punto di vista meritava sicuramente il triplo dello spazio, e non sarebbe stato sufficiente, perché quello che mi hanno raccontato i meccanici, ognuno di loro si potrebbe scrivere una biografia, tanti sono gli aneddoti, gli episodi, le situazioni che hanno vissuto, pertanto questa è solo una breve infarinatura di quello che è stato un periodo forse più bello del motorsport mondiale, che ha portato il vessillo tricolore in alto, come ho detto, in ogni angolo del pianeta, e praticamente abbiamo dato un volto ed un nome a questi meravigliosi personaggi che hanno scritto la storia facendolo sempre dietro le quinte, senza avere nessun genere di gloria a livello, diciamo, mediatico, se non qualche filmato, qualche fotografia passa sulle riviste specializzate, ed ecco che appunto era un prodotto che mancava, e grazie all'intuito, il desiderio e la passione di Rino e Roberto, eccoci qui tutti quanti insieme in compagnia a poterlo presentare. Grazie Gianni, io voglio chiederti una cosa subito. Quella bellissima lettera che ricevisti il 4 aprile del 91. Sì, ho ancora la pelle d'oca adesso a ripensarci, perché da grande appassionato io all'epoca lavoravo come fotografo per Autosprint, seguivo le gare nazionali, e c'era questo desiderio di andare a visitare questa fabbrica che sembrava impossibile, perché sono quei luoghi come Fort Knox, no? Uno se lo immagina inaccessibile. Invece ho scritto una lettera all'ingegner Lombardi
Dopo qualche settimana mi è arrivata la risposta dove mi si concedeva l'autorizzazione a fare questa visita, che logicamente ci sarei dato in retromarcia pur di andare, e ancora oggi dopo 35 anni la ricordo con grandissima emozione, sia per quello che ho visto, che sembrava di entrare in una sala operatoria, silenzio, ordine, pulizia, nessuno che urlava, è stata veramente un'esperienza magnifica e ho avuto la grandissima fortuna di viverla senza sapere che pochi mesi dopo quel meraviglioso tempio degli uomini ombra avrebbe chiuso i battenti per sempre, per cui sono orgoglioso e fiero di essere permesso concesso questa visita. Grazie. Allora Rino, l'idea, la ricerca e la prefazione che vi siete fatti fare dal dottor Fiorio, che anche quelle sono parole non belle, bellissime, che vanno capite, vanno interpretate. Buongiorno a tutti, voglio ringraziare i miei colleghi che è tanto tempo che non vedevo più. Davanti a me c'è Gianni Lupieri, che in questa occasione ho riabbracciato perché purtroppo le nostre strade si sono divise per motivi lavorativi tanti anni fa, come ho visto Pignataro, che è tanto tempo che non vedevo, ho visto uno dei miei primi piloti quando io ho cominciato a lavorare nei rally. C'è Carlo Brion qua, lui con una furia, io gli facevo assistenza ai rally di Sanremo e mi ha fatto molto piacere, un'emozione incredibile averlo incontrato oggi. A parte quello, il libro è nato perché è qualche anno che io frequento un po' di nuovo questi raduni di macchine storiche, tutti questi saloni, dove onestamente ho sentito tante belle cose, ma la maggior parte delle stupidate di gente che non sapeva nulla e villantava di aver lavorato con Abar, di aver fatto questo, di aver fatto quello, e la cosa mi ha un po' indispettito. Allora all'inizio con Roberto ci siamo confrontati, siamo partiti alla grande, volevamo fare un'associazione dove comprendeva tutti questi meccanici che hanno lavorato con noi per cercare di mettere un po' d'ordine, scrivere dei nomi su un foglio di carta che rimangono. Questo non è andato a buon fine, allora ci è venuta l'idea di scrivere un libro. Subito ci siamo appoggiati per un aiuto amici, ma poi abbiamo visto che il tempo passava e non succedeva nulla. Allora abbiamo incontrato Gianni, gli abbiamo proposto la nostra idea, poi io e Roberto abbiamo dedicato un po' di tempo a trovare i numeri di telefono dei vari colleghi, contattare, chiedere se erano disponibili a ricevere una telefonata da Gianni che li avrebbe intervistato. Così è stato. Purtroppo uno o due non hanno accettato questa cosa e questo mi dispiace un po', però è una scelta loro e ognuno fa quello che vuole. E abbiamo messo giù questo libro perché se si sente una persona che racconta come ti chiami, Pignataro Nicola, vai a vedere, Pignataro c'è, vai pure avanti a raccontarmi che sento delle cose giuste. Gli altri vendono solamente fumo e che rovina molto sono questi siti su Facebook, tutti sono diventati dei maghi, c'è qualcuno addirittura più bravo di Ferrari, quindi questo è uno dei motivi principali che è nato questo libro. Allora, grazie. Roberto, voglio riportarvi un po' indietro. Nella prefazione del dottor Fiorio mi ha colpito molto il racconto degli stabilimenti del 1980, quando le 131 erano pronte e non c'era modo per poterle portare fuori se non con uno stratagemma sicuramente vincente. Ci potete raccontare a quel momento? Sì, buongiorno a tutti. Niente, quell'anno lì che c'era lo sciopero, i cancelli erano bloccati, praticamente le 3 macchine del Sanremo sono state fatte all'esterno dell'Abar, una a Venaria, una a Novara e un'altra era giù in Veneto.
usciva di notte il materiale per montare queste macchine e noi eravamo dislocati in questi 3 punti dove sono state fatte le macchine per Allen, Röhl e Bettega e poi uno o due sono rientrate per fare l'assetto nella notte dentro l'AVA, sono uscite un po' con uno stratagemma inseguite dai vari sindacalisti per le strade di Torino. Una macchina praticamente ha fatto mezz'orelli per la strada di Torino non avendo i telefonini per potersi collegare, poi è stata caricata all'inizio della Torino-Milano e è stata portata dai ragazzi del Jolly Club a Sanremo. Questa è stata una delle tante avventure, anche quell'anno lì è andata bene perché Röhl ha vinto a Sanremo e niente, fa parte di questo meraviglioso mondo che abbiamo vissuto per tanti anni. Ancora una cosa, volevo ringraziare in modo particolare, a parte il Roby per la sua ospitalità e per la sua amicizia, volevo ringraziare il Bicio in prima persona, lui è stato l'ambasciatore di Opere Calde e volevo dire 2 parole sulla copertina del libro. Innanzitutto ringraziare lui perché a parte venire dall'Argentina fino in Spagna e poi via strada fino qui a Savona oggi, la foto del libro rappresenta 3 momenti particolari. Primo, ripresa dall'alto, quindi si vedono 12-15 meccanici che sono quelli che si volevano rappresentare nel libro, cioè i meccanici al lavoro. Secondo, la macchina è Safari, il Safari è un rally che a me sta particolarmente a cuore, avendo fatto 14 partecipazioni e gli ultimi 4 anni aver lavorato molto per lo sviluppo della macchina. E poi per Jorge Recalde. Jorge Recalde è uno che, anche se è stato poi Michi Biasion a vincere per 2 volte il Safari, è stato il pilota che ha contribuito di più di tutti allo sviluppo della macchina in Kenya e questo voglio veramente dirgli un grazie di cuore. Traspira l'emozione ovviamente delle parole di Roberto e questo fa molto piacere. Andiamo avanti perché è bello questo libro e ovviamente sentire gli aneddoti che Gianni ha raccolto da tutti i meccanici che è riuscito a raggiungere, con cui è riuscito a parlare. Uno molto simpatico è quello di Antonio Giannelli. Antonio Giannelli, che arriva da Bari, ci racconta in questa sua storia del famoso furto di un faro per la 500 per la macchina di Munari. Oltretutto racconta anche, bellissimo, di tipo in collegare, nel 1968 c'è l'ingresso di Gianni Tronti che a quel punto cambia, rivoluziona, perché le macchine mentre prima arrivavano già allestite e poi dovevano essere smontate eccetera, lui le fa arrivare a Spoccanulla e da lì si va. Ma prego, raccontaci un po' queste 2 cose. Sì, Giannelli per tutti quanti Scintilla, famoso come, anzi lui stesso mi ha detto il mio soprannome è Scintilla e gran parte dei miei colleghi che lavoravano in ABA non sanno come mi chiamo ancora mi chiamano tutti Scintilla e così sono rimasto. Sì, l'episodio a cui fa riferimento è un rally di Monte Carlo dove si ritrovò con Munari che aveva un problema al faro e lui nel punto di assistenza, mentre stavano aspettando l'arrivo appunto di Sandro con la macchina, sapendo il problema qual era, hanno trovato questa 500 parcheggiata in un piazzale lì vicino, una vecchia 500 sulla quale era possibile smontare i fari senza aprire il cofano, senza usare cacciaviti né nulla, ma solo girando il faro. L'hanno tolto, hanno rifatto le connessioni, come è arrivato Sandro, gli hanno montato sulla macchina e lui è ripartito e ha finito il suo rally. Ma episodi così ce ne sono a decine e decine. Un altro che mi raccontava credo Pisanelli, mi sembra, Vasco Pisanelli, sempre a Monte Carlo, dopo la prima tappa in notturna, dall'alto arriva l'ordine di sostituire tutte le lampadine dei fari da bianche a gialle.
perché le lampadine gialle? Semplice, perché la notte prima i tifosi francesi prendevano di mira le macchine cioè con i fari bianchi, con una pallate di neve, e questo piccolo stratagemma ha permesso poi la seconda tappa di non avere più questo di passare indenni. di passare indenni dai tifosi francesi, e di episodi così potremmo fare un'enciclopedia. Questo è bellissimo, capisci? Io mi ricollego un attimo, poi torniamo al discorso di Totti nel 68, ma mi ricollego un attimo ai furti innocenti, perché qualcuno mi conosce, io facevo assistenza alla City Corse Sanremo, il primo anno che debuttammo con una Fiat 500R a Sanremo, prima prova speciale, il nostro pilota si accapotta e ovviamente rompe il parabrezza, vabbè, in un attimo era una ditaggia, ne procurammo uno e lo portammo fino in Toscana, ormai è caduta in prescrizione. Appunto. No, infatti è capitato anche fratelli Baldi, mi raccontavano, che hanno smontato una cinghia di distribuzione da un monoturbo stradale dentro una concessionaria per montarla sulla macchina di Alex Fiorio e permettergli di finire l'Alta Aosta, per cui poi loro me ne potrebbero raccontare a decine. In effetti mi farebbe piacere sentire anche il parere sono loro i protagonisti. Qualcosa di Rino e Roberto. Per tornare ai meccanici, hai parlato prima di Pisanelli. Di Vasco Pisanelli c'è una cosa che veramente, io ho avuto la fortuna di andare a Tivaschila, loro un po' meno perché li avevano arrestati. Sentiamo cosa è successo. Sì, no, lui era impegnato a fare l'assistenza alle 131, a una 131 in Finlandia, per delle riprese di un documentario, un film, qualcosa del genere. Non era una gara, e praticamente durante un trasferimento lui si è trovato una macchina davanti con un lampeggiante verde, credo, sul tetto. L'ha seguita per un po', poi immaginando che fosse un mezzo di servizio della protezione civile piuttosto che un ente simile, lo ha sorpassato. Arrivato al paese successivo si è trovato al posto di blocco con la polizia, lo hanno fermato e lo hanno prelevato e l'hanno portato in caserma. Lui non capiva il perché, diceva vabbè, forse ho superato dove non si poteva, ma la realtà lui è stato portato prima in caserma e poi in carcere, perché in Finlandia sono abbastanza severi. Ma il problema vero qual era? Che qualche anno prima Piero Sodano era stato fermato anche lui per un eccesso di velocità, era stato messo anche lui dietro le sbarre per qualche ora, poi grazie a Gianfranco Silecchia venne sbloccata la situazione, tornò a casa, ma la multa non venne mai pagata, $5.000 di multa mai pagati. Quando sono tornati in Finlandia, ben sapendo che assieme a Pisanelli c'era anche Sodano, la gendarmeria ha prelevato Pisanelli per cercare di arrivare alla fonte, di arrivare a Sodano. Sodano era a qualche centinaio di chilometri di distanza insieme a Allen per queste riprese, sono venuti a sapere di questo fatto, Kivimäki con un amico hanno caricato Sodano in macchina e l'hanno portato in Svezia. Dopodiché sono che in macchina nel cofano. Sì, nel bagagliaio, esatto. Dopodiché sono andati a recuperare Pisanelli e alla fine insomma la cosa si è risolta, però sono avventure che sicuramente oggi raccontarle fa sorridere, è divertente, ma posso immaginare che all'epoca qualche brivido l'abbiano passato sicuramente. Poi dopo Sodano è tornato in Vaschila, ma insomma sotto l'egemonia della FIA, perciò contava qualcosa di più. Allora sentiamo un attimino tra Rino e Roberto. Alla fine del 1977 ci fu la fusione dei reparti corse Fiat e Lancia, cioè diciamo due squadre avversarie che si trovano poi così nello stesso minestrone, perciò bisognava andare per forza d'accordo. Che cosa è successo in quegli anni? Chi mi racconta qualcosa? Io fortunatamente non ho avuto quel problema perché sono arrivato nel 77, la fusione c'è stata nel 78, non sono stati i miei avversari, non li ho mai incontrati, per me erano degli amici, perché prima di arrivare in Fiat nel 77 io lavoravo da Riccardi qui a Savona e correvamo le macchine della scuderia Grifone, quindi tante volte quando c'era da montare qualche strato o qualcosa andavo in Lancia per vedere come montarle. C'era Luigino Potta, altri meccanici che mi
mi insegnavano cosa fare, quindi non ho vissuto questo momento di antagonismo con gli altri meccanici e quindi per me è una famiglia sola fin dall'inizio, capisci? Ma che poi alla fine questa guerra vera non c'era. No, diciamo che all'inizio, negli anni 70-73, quando ho iniziato io, eravamo un po' come il Toro Juve o Milan Inter, perché allora ti dovevi giocare magari lo spazio dell'assistenza vicino alla prova, quindi eravamo un po' eravamo rivali, non un po', eravamo veramente rivali. Però quando poi ci hanno messo tutti assieme è diventata una bella squadra unica. Ricordo con piacere tutti quelli che hanno lavorato con noi, oramai sono molto pochi, sono 2 o 3 persone e niente, si sono integrati benissimo, poi una parte di loro ha fatto anche la pista, sono partiti con la Beta Monte Carlo, la Silhouette e poi l'LC1 e comunque dopo siamo ritornati tutti assieme, quei pochi che erano rimasti a fare le Delta. E io dico sempre che sì, la Fiat ha acquistato la Lancia, ma la Lancia diciamo nella squadra rally si è molto ringiovanita, perché mediamente noi della Fiat, a parte che venivamo quasi tutti dalla scuola allievi e poi eravamo circa 10 anni più giovani, quindi c'è stato un salto anche di generazioni in mezzo. Roberto, tieni il microfono perché leggendo quello che hai scritto sul libro, anzi che ha scritto Gianni intervistandoti, perché manteniamo le gerarchie. Allora, tu sei praticamente considerato la memoria storica del reparto corsi dell'ABAT. Anche tu hai avuto i tuoi aneddoti, le tue storie. Una bellissima, che ovviamente adesso la sentiamo, ma poi leggerla mi piacerà ancora di più, è quel famoso Portogallo dell'81. Questo è passato alla storia, niente, non è stato niente di speciale, io continuo a dire, è stato speciale il risultato, il resto per noi era lavoro. Comunque eravamo dislocati solo io e un altro collega che non c'è più, Gegé, che era un ex Lancia, e aspettavamo solo le macchine per fargli il rifornimento alla fine della prima parte di asfalto all'autodromo di Lisbona, all'Estoril Sol, e niente, la radio si mette a urlare in portoghese, dicevano Alain, 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 è arrivato Domingo Piedade che era il manager di Walter Röll e mi dice guarda che Marco ha perso una ruota nell'ultima prova speciale, ha toccato, ha perso una ruota, però è riuscito a uscire dalla prova, vedi se cosa puoi fare. Quindi gli siamo andati incontro per una decina di chilometri, con varie vicissitudini, il poliziotto che non voleva farci passare, che l'ho caricato sul furgone, poi l'ho scaricato facendo un S in mezzo alla strada, lui si è lasciato andare sul fianco, roba d'arresto al giorno d'oggi. E poi abbiamo incrociato Alain che arrivava con 100 motorini dietro di lui che lo seguivano. Siamo andati su una spiazzola che era a sinistra, i motorini si sono cominciati a cadere uno sopra l'altro, era una mole di motorini per terra. Abbiamo iniziato a montare la macchina e lui mi stringeva, come c'è nelle foto, la spalla perché era chiaramente nervoso, lui pensava di aver finito tutto il rally. Io gli dicevo aspetta, aspetta, aspetta. Comunque abbiamo montato il tutto. Alla fine, quando ho chiuso il tubo dei freni, era rotto la parte in metallo, quindi l'ho martellata col martello e gliel'ho chiuso e gli ho detto Marco guarda che c'è solo 3 freni, e lui mi ha detto non importante freni, importante ruota, ed è partito a tutta birra per andare a 100 km dove c'era il punto di assistenza che veniva preparata la macchina per fare la parte interna del Portogallo. Lì poi era ritornato l'aereo indietro, ho parlato con l'aereo cosa mancava nella macchina, hanno recuperato il tubo dei freni che non era di scorta sul furgone perché era una parte fissa all'interno della scocca, l'hanno recuperato da un aritmo
che girava Fiorio per l'assistenza del rally, gliel'hanno messo, è andato in prova speciale, ha fatto il secondo tempo assoluto dietro a Micola con l'Audi 4, che erano al debutto con l'Audi 4. Per finire, finita la gara, a 5-6 prove dalla fine, lui dal 60° posto è risalito fino al secondo posto, ha fatto un rally indiavolato, Micola si è fermato per problemi al motore e lui ha vinto il rally. È arrivato all'ultima prova, combinazione in piano d'assistenza, prevedeva di nuovo io e questo collega all'ultima assistenza, e lui è arrivato mezzo fuori dalla macchina e ha detto: questo rally 50% duo. Poi ci ha voluto la premiazione e via dicendo. Io ho avuto la fortuna di andare in Portogallo l'anno dopo, nel Mondiale 82, con lo stesso albergo della Lancia a Estoril, dove io mi ricordo delle cose incredibili. Innanzitutto la gente, perché una marea di gente così, mi ricordo la polizia ci disse: quando entrate al casello autostradale entrate a 60-70 all'ora, non fermatevi perché sennò vi smontano tutto. E questi erano i ricordi del Portogallo, trasferimenti da un giorno all'altro di 400-500 km. Poi qualcuno di voi sicuramente se lo ricorda, ero con un meccanico che sulle Lancia a Sanremo ci aveva messo spesso e volentieri le mani testa fina. Ero con il grande testa fina, perciò questi sono ricordi. Però ti voglio far concludere, Roberto, i tuoi ricordi, perché ce n'è uno in particolare che ha fatto sorridere e fa ancora ridere, la sposina veneta con Cancun ai Vaschila, e siamo in Finlandia. Niente, eravamo a provare le macchine da gara, era un giorno che fra l'altro pioveva in Finlandia, eravamo dove Cancun ha la sua casa, diciamo, di campagna, che prima aveva anche un bellissimo museo, quindi era tutta la mattina che andavamo su e giù di questa strada che porta a casa sua, quindi immaginarsi come poteva andare lui. Io il giro con lui l'avevo fatto e quindi si partiva, c'era una parte dritta fino alla quinta marcia, poi c'era una specie di S che davanti c'era una grossa pietra con 2 pini, e lui sulla curva metteva sesta marcia, quindi se tu non lo sapevi morivi. E c'era questa ragazza assieme al marito, erano sposini in viaggi di nozze, molto appassionati, avevano voluto vedere il Mille Laghi, ed era tutta la mattina che continuava a dire se poteva fare un giro, se poteva fare un giro. Niente, quando abbiamo finito il nostro lavoro gli abbiamo chiesto a KK col muletto, dice: puoi portarla, fai un favore, loro just married, quindi è giusto che abbiano questo piccolo divertimento. Lei è salita tutta brillante, toccava il cielo con un dito, lui è partito e quando è ritornata andiamo, apriamo la porta e lei, niente, era svenuta sul sedile. Quindi abbiamo dovuto lasciargli le cinture, abbiamo chiamato il marito, gli abbiamo detto: senti, prendere un po' qua che non è più tanto coraggiosa. E poi quando si è ripresa con un mezzo litro d'acqua sulla testa, che faceva anche fresco, e lei ha detto: ma dove sono? In paradiso, sono morta, la montagna, abbiamo preso la montagna e via. È stato simpatico. Comunque non solo i passeggeri alle volte si spaventano, perché anche un Enzo Vincenzi prova un'emozione incredibile a bordo della macchina con il Toivonen. Chi me lo racconta? No, io di Toivonen voglio raccontarti questo in riferimento al Portogallo. Primo anno Portogallo con la 037 e io ero stato assegnato ad Ale per fare i muletti. L'ultima settimana lui provava tipo Finlandia, cioè senza navigatore, alla notte, e quindi ero io contro Toivonen sopra. E facevamo le prove, che erano le mini prove vicino all'Estoril, la parte in asfalto, e le facevamo su strada aperta e solo con le cuffie addosso. Come hai detto prima, la gente in Portogallo, e come si vedono dai filmati, allora praticamente tu correvi con un muro di gente ai fianchi
E alla fine io sapevo i tempi di questa prova speciale. Quando ho iniziato i rally per le prime 3 prove, le ho indovinate esattamente al secondo, 4,14, 5,23 e via dicendo, e tutti rimanevano stupiti, ma noi l'abbiamo fatti su strada aperta con il muletto. Poi la 4ª prova ha toccato e purtroppo la sua avventura è finita lì. Con questo un grande abbraccio a Derry. Certo, il 2 maggio dell'85 e il 2 maggio dell'86 sono date che saranno sempre impresse nella memoria di noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerli, di stargli vicino, di seguirli, di fotografarli, di fargli assistenza, perciò sempre nel cuore. Rino, per te hai parlato solo 2 pagine, ma ovviamente sappiamo che ce ne vorrebbero 222. Arriverà, stiamo lavorando il Bravo. settembre, primi di ottobre. Allora, Rino Muschiazzo time. Allora, dalla 037 alla Delta S4, alla 131, Mauro Pregliasco, Luigi Tabaton, Daniele Audetto, fammi un riassunto di tutto questo. Allora, se io sono arrivato a vivere un sogno, perché questo è un sogno, devo ringraziare Mauro Pregliasco, che ho conosciuto quando lavoravo a Monbaldone in un'officina che riparavamo trattori. Lui, la sua famiglia aveva un'impresa, metteva giù i pali della luce, aveva portato uno dei suoi mezzi, adesso non mi ricordo, era un trattore, qualcosa del genere, in officina. Poi un bel giorno arriva con la fulvietta, 4 gomme larghe, è una visione per me, sono andato vicino a quella macchina e lui da filone come è mi ha detto: ma se ti piace venire alle assistenze vieni con me a farmi assistenza, no? E sono cominciato di lì a fare assistenza a Pregliasco. Poi lui è diventato ufficiale, l'ho seguito un po' quando ho fatto il trofeo Vitaloni, perché la Lancia non gli mandava tanti meccanici, io andavo a dare una mano. In quell'occasione ho conosciuto Daniele Audetto. C'è da dire, un'altra persona che mi ha aiutato molto è stato Luigi Tabato, il papà. Il papà mi trattava come un figlio, veniva a prendere, andavamo in giro a fare assistenza all'epoca con le Fulvia o con lo Stratos. Noi avevamo un 112 giallo, mi ricordo che aveva una cosa che mi è rimasta impressa, perché una volta me l'ha fatto guidare, volevo fare un testacoda, ma non sapevo che col 112 aveva le pinze poi a mano sulle ruote anteriori. I primi modelli erano così, quindi vabbè. Comunque con Luigi devo ringraziarlo molto, è stato per me una persona fantastica. Conosciuto Audetto dal reparto Corse Lancia, è andato in Ferrari, poi dalla Ferrari l'ha mandato in Fiat nel 77 a dirigere il reparto Corse Fiat, e c'era le 131. So che lui è arrivato, doveva riassettare un po' il tutto, ha trovato un po' di ostilità da parte di qualche meccanico che era nell'ambiente, che gli ha detto: o ci fate impiegati o noi ce ne andiamo. Lui gli ha aperto la porta, gli ha detto prego, e ha chiamato me e altri ragazzini giovani, perché io quando sono arrivato in Fiat avevo 25 anni, e di lì è cominciata la mia storia. Questi personaggi mi hanno aiutato. Una cosa che mi ricordo, che troverete poi anche nel libro che scriverò, è la famosa telefonata. Io lavoravo ad Anello, la segretaria mi chiama, mi dice: c'è Daniele al telefono. La mia cosa si è accesa, Daniele Cianci, all'epoca girava il povero Daniele. Ciao, sono Daniele, vuoi venire a lavorare da me? La mia risposta gli ho detto: ma tu sei scemo. Lui si è irrigidito, mi ha detto: sono Daniele Audetto. Allora gli ho chiesto scusa. Scusa, lo scemo sono io. Gli ho chiesto scusa e di lì mi ha detto: vieni a lavorare da me.
sì, quando? Domani, mi ha detto no, avevo ancora un impegno con Nello ad andare al Targa Florio, in quel periodo facevamo le 112 per Bruno Ferraris, che è un pilota qua di Savona, e non è venuto perché c'è una colica, vi saluto tutti. vabbè, saluto la colica. Povera colica. Sì. E comunque niente, dopo quando sono rientrato al Targa Florio sono andato a Torino, ho fatto le mie visite mediche e non sono neanche tornato a casa, ma sono andato subito nel reparto corse, dove in quel momento c'era pochissime persone, c'era un capo officina dell'officina clienti, Urati si chiamava, e mi hanno messo a lavorare vicino a Pisanelli, che sto qui come Pisanelli è uno che, per dirvi il personaggio, nell'armadietto aveva la bottiglietta di Mennen dopo barba, che però aveva svuotato e dentro c'era il whisky, no? E io lo vedevo bere così, dicevo, ma sto chi è scemo, cosa fa? Era un personaggio un po' goliardico così. Ed era lì vicino che prendeva a martellate con un martello di piombo la scocca della 131 nella zona dove c'era la campana del cambio, perché diceva, perché noi queste macchine ci hanno rotto i coglioni e gli rompiamo, ma così. Poi ho capito un po' il personaggio per arrivarci meglio, per entrare e uscire bene con la campana del cambio. Questo è il mio primo contatto, insomma. Bellissimo, meritano un applauso, signori. Allora, di aneddoti in questo libro ce ne sono veramente tanti. Io me lo sono divorato, anche perché sennò non potevo fare da moderatore quest'oggi, e sono felicissimo di essere stato chiamato qui. Allora, non sempre tutto è oro quel che luccica, perché ci sono stati anche degli episodi dove uno deve dire sono stato fortunato. Qui abbiamo anche uno che in questi episodi ne ha fatto parte, e voglio salutarlo, è Gianni De Zuani, che perché con lui, se mi permettete, voglio parlare un attimo della versione elicotteri. Che sono belli quando stanno su. Ma è successo anche che sono venuti giù. Ah beh, io la chiedono a Roberto e Rino che sanno vengo. Io per fortuna molto meno di loro. Ecco, raccontateci un pochettino questa. Allora, Cioè, è successo insomma 2 volte abbastanza. allora, a me 4 volte e a Roberto 5 volte. Ma l'unica... È vero che non vuoi pareggiare, no? No, ma lì eravamo un po' forse giovani, sai, per il calcolo della probabilità, uno che cade una volta, difficile che cada 2, uno che cade 2, difficile. Poi io a 4 mi sono fermato, lui è andato avanti ed è cascato la 5ª volta. Ma passo lui perché è curioso a raccontare per me le cadute più gravi sono quelle del Kenya e quelle dell'Argentina. Sì, come dice Rino, a parte io ho debuttato sull'elicottero nel 78, la prima volta in Kenya, c'era il 131 e c'era Walter Roy che aveva rotto un univo della sospensione, c'era il nostro capo officina Gerard Meurs, mi dice prendi la cassetta, vieni con me. Ma io pensavo di andare su un pick-up per andare a mettergli sto univo della sospensione, invece siamo andati lì, c'era un piccolo frullino che già lì dovevo capire che la mia avventura doveva finire lì in elicottero, perché ci siamo alzati, potenza ce n'era poca e già abbiamo toccato le punte dell'albero, quindi lì dovevo ragionare e dire ok basta. Però mi era piaciuto vedere il mondo dall'alto come si vede adesso con i droni, perché in effetti volare con l'elicottero era vedere il mondo dall'altro, come adesso è bellissimo vedere quello. Poi c'è stato una volta in Portogallo, siamo atterrati in un cortile del condominio, purtroppo dietro un muro, tipo fosse quel muro al fondo che delimita l'officina, c'era parcheggiato un furgone e col rotore di coda il pilota non l'ha visto e abbiamo tagliato il camioncino.
lui per non far andare l'elicottero in autorotazione l'ha buttato per terra da 2 metri d'altezza, e quindi diciamo che è stata abbastanza una roba semplice. È proseguito invece con 5 capottoni in Kenya, che siamo precipitati mentre scendevamo e il bicio stava correndo, e stavamo facendo l'assistenza, è mancata potenza mentre scendevamo a fare il carburante, e quindi c'era un pendio ed siamo capottati per 5 volte, sembrava la strage di Lockerbie, perché c'era ammortizzatori, radiatori, semiassi per 150 metri, e l'elicottero si è fermato in piedi, quello che poteva esserci, e c'era una pala che era piantata nel sedile dietro di me. Quando ci siamo fermati, Rino aveva abbastanza bene, il pilota aveva un taglio alla testa e via dicendo. E poi avevamo un motorista assieme che si era spelato un po' nel collo, era terrorizzato, che urlava da tutte le parti. Un'altra volta in Argentina, anche lì perché avevamo un elicottero ex Vietnam donato dalle forze americane, ne avevano dati 12 alle forze argentine, ma non è quello della foto, fortunatamente quello è rimasto su. E eravamo in 13 sopra il primo giorno di gara, siamo partiti da Vigia Carlo Spazza, dove c'è il lago, e già sul lago io ho detto no, è meglio che al primo assistenza scendo, perché capivo che non c'era potenza, perché l'elicottero lo capisci bene, è come una macchina da corsa, quando c'è potenza che sale ti senti sicuro, quando sali e già il fiatone è meglio stare a terra. Purtroppo dove siamo atterrati c'era poco spazio, non c'era una pista lunga, cioè uno scivolo lungo. Questo militare ha provato a farlo scendere, ma niente, si è messo sul fianco, è rimasto lì. Il problema è che dopo 10 secondi era pieno di fuoco, quindi salta fuori, i militari ci sono passati tutti addosso, sono saltati fuori per primi, man mano i miei colleghi sono saltati fuori, e io sono rimasto con Nini Russo, che era nei miei piedi, perché si era sganciato prima di prendere il botto. Quindi non vedevo più l'uscita, era tutto nero. Ho visto che c'era un finestrino laterale a sinistra che non era ancora rotto, l'ho rotto con l'estintore, che c'era un piccolo estintore a bordo, e poi gli ho infilato Nini, e fuori Walter Mortara, un bel ragazzo col fisico, l'ha sfilato come un'acciuga, perché lui era un po' un pachiderma, e poi mi sono infilato io, e di lì siamo usciti. Dopo 50 metri l'elicottero ha avuto un botto perché è esplosa la bombola di azoto che aveva a bordo, e al pomeriggio è rimasto il rotore di coda, come si vede nella foto. Poi vabbè, un'altra volta in Kenya un atterraggio di emergenza, e quindi diciamo che più o meno questi sono stati i momenti salienti degli elicotteri. Però, come dico, è stata sempre per una decina d'anni una bella avventura. All'inizio si volava sulle prove, si cambiavano anche le gomme in prova, poi l'hanno vietato, fortunatamente, perché era diventato col traffico, come magari uno può pensare a Savona, a Torino, c'era più elicotteri che macchine in prova, e quindi volavi solo da un'assistenza all'altra. L'unico problema è che così facevi circa 40 assistenze al giorno, perché ne facevi prima e dopo la prova, ed era abbastanza stancante. Questa è l'avventura degli elicotteri. Allora, l'ultima cosa sugli elicotteri, Gianni, tu sei uscito da quelle fiamme. Sì, ci sono qua. No, lui dovrebbe fare il comico. No, una cosina su queste emozioni che ho provato. Beh, non è stata una bella cosa. Vederti la terra che si avvicina e te che non puoi fare niente, diventa dura. E poi dopo, il modo dopo, difficilmente riesci a mettere nel caso a fuoco tutto, fai quello che ti dice l'istinto. Mi viene in mente una cosa, anche da Tagliani, che in una gara in pista Patrese ebbe un incidente
no? Ebbe un incidente. Cesare Fiorio lo fece subito ritornare in pista, e la stessa cosa che qualcuno di voi ha provato con l'elicottero: ci risalgo subito, è vero? Ci risalgo subito perché così mi passa la paura, e potrebbe essere, diciamo, un buon motivo. No, ti volevo dire questo, anche per quanto riguarda me, io sono risalito subito al rally dopo, un po' perché mi hanno, diciamo, quasi obbligato, e questo è stato un momento spiacevole perché dai miei responsabili non me lo sarei aspettato, per un motivo che io gli avevo spiegato molto bene. Comunque è acqua passata, va bene così. E poi perché la mia filosofia di vita è sempre stata questa: la nostra vita è come un libro, il momento in cui tu giri l'ultima pagina e la pagina è bianca non lo puoi sapere, quindi va bene così. Bellissima questa cosa che hai detto, Roberto, bellissima, complimenti. Io ho ancora 2 punti, poi ovviamente liberiamo tutti quanti per il bellissimo buffet che è stato preparato per questa occasione e per tutti voi che siete venuti qui a trovarci. Volevo che qualcuno mi raccontasse quello che nel libro racconta il meccanico Claudio Pettigiani, quel famoso cambio gomme in 28 secondi. Quest'idea geniale che già prima era stata anticipata, sempre dal dottor Fiorio, con le 3 Fulvia che poi arrivavano prima, seconda e terza. Diciamo che tutte queste cose sono frutto della mente di Cesare Fiorio. Il cambio gomme in prova speciale era un'idea che era già nata nell'82, 83, 84. Mi ricordo che erano state costruite da un'azienda tedesca delle pistole apposta che toglievano 5 bulloni di un colpo solo, e allestito un fiorino dove io e Dal Sasso andavamo in giro dove richiesti per poter cambiare le gomme. È stato fatto 1 o 2 volte con un esito non ha giovato molto, però Fiorio, che faceva la pista, ha detto: ma se noi facciamo il monodado, e praticamente quando era in programma di cambiare le gomme in prova si montava una gomma con un cerchio col monodado, e quindi poi salivano, c'era 2 furgoni laterali, praticamente era allestito un box come in pista, e con i martinetti ad aria che salivano, non era il grip ma salivano ad aria alti, e cambiate le gomme, 4 gomme assieme, per questo che in quel tempo lì è stato possibile. Io, se permetti, coinvolgerei a parlare un po' di noi uno che ha fatto un sacco di strada per essere qua, Bicio Del Buono. Vieni un po' da noi a parlare di noi. È con grande piacere che gli diamo la parola, e grazie per essere qui con noi quest'oggi. Grazie mille, Bicio. Parlo un poquito di spagnolo e un poquito di italiano, mi dispiace. Io solo pregunto. Sì, solo chiedo. Chi è stato nell'elicottero della Lancia in Kenya 89 che ha votato 20 pecora, la unica 20 pecora che ci sono a Kenya con la nostra macchina? Dal Sasso. Io ero caduto. Dal Sasso. No, per me è un piacere di stare qua oggi. Diceva lui, Sì, tu sei responsabile. Per me è un onore di stare qua con tutti voi, perché ha fatto un lavoro straordinario con noi. Abbiamo compartito con la squadra Lancia dell'86 fino all'89. Io dopo ho continuato Giorgio con altro navigatore, però io sono stato 3-4 anni con voi, e per me è un orgoglio molto grande di essere partecipato con la squadra Lancia. Sei tutti amici.
quando non navigavi Jorge, navigavi Gustavo, sempre sulla Lancia, no? Sì, con Gustavo Trelles è finito l'anno scorso l'ultima gara, credo, l'ultima gara al Rally Legend a San Marino. Abbiamo fatto con la Lancia S4 molta gara, abbiamo vinto anche con la Lancia, abbiamo vinto il Canarias per l'Europeo, tutto. Per noi è un onore e anche un onore per me fare los 1800 km per venire oggi e stare qua con voi. Grazie Vito. Grazie Guido. Due cosine veloci, non possiamo non parlarne, perciò prendo la parola chi vuole. Quello del mercoledì 18 dicembre del 1991, la cessazione dell'attività sportiva Lancia. Beh, è stato, diciamo, un trauma, ti spiego il perché, o vi spiego il perché. Perché eravamo all'aeroporto di Caselle, perché stavamo rientrando dalla sessione di dicembre delle prove tecniche in Kenya. E oramai i finanzieri a Caselle ci conoscevano, arrivavamo sempre con tutte le cose Martini e via dicendo, ci vedevano spesso. E arriva uno, mentre aspettavamo i bagagli, e ci dice: ah, ma allora avete finito, non correte più. E gli ho detto: ma scusa, cosa stai dicendo? E no, guarda, è così, l'ha detto alla televisione. In quel momento sui monitor è venuto fuori il telegiornale e c'era l'annuncio che la Lancia si ritirava dalle corse. E questo è stato veramente uno show. Ognuno poi, chi era venuto a prenderlo, chi è andato a casa per i fatti suoi. E sono arrivato a casa e mia moglie, che è qua presente, mi dice: ah, ma allora hai finito, non correte più. E io gli ho detto: guarda, io l'ho saputo mezz'ora fa a Casella, all'aeroporto. E così è stato. Purtroppo sono state scelte industriali che ci hanno coinvolto, anche se poi siamo andati avanti, diciamo, ancora nel 92, nel 93 a mezzo servizio col Jolly Club, con Sainz, che gli avevano promesso 1000 cose, e chiaramente non è arrivato lo sviluppo della macchina, anche perché la macchina non poteva più essere sviluppata, cioè ci voleva una macchina totalmente nuova, e quindi è finito così, un po' nell'oblio, quello che è stato per tanti anni la gloria dell'Italia. Chiudiamo con, mi sono fatto un appunto particolare, l'eleganza nel vestiario degli uomini Martini Lancia, Lancia Martini, Martini e Rossi, e non solo il vestiario, i camion, le vetture, la veloce, ecco, questo marchio che si aprivano gli occhi di tutti, ma soprattutto l'eleganza di tutti gli uomini, vestiti uguali e sempre precisi. Credo che questo faccia parte della professionalità di un team che deve farsi riconoscere nel bene e nel male. E vi dico di più, che chi ci seguiva, c'era un personaggio che si chiama Daniel Silch, era un incaricato di Martini per quello che era il vestiario, e loro pretendevano che per quella gara doveva avere quella maglietta, e se qualcuno osava mettere le magliette dell'anno prima, subito faceva le foto e ci richiamava: noi le maglie nuove ve le abbiamo date, dovete usarle. C'era questo personaggio che era lui che credo che sceglieva con Martini tutto l'abbigliamento che andava da quello estivo a quello invernale plus, perché quando andavamo in Svezia c'erano dei punti meno 30, meno 32, io mi ricordo e sono rimasto impressionato, per dirvi il freddo che faceva, se toglievi i dadi delle ruote e li mettevi per terra, venivano fusi nel ghiaccio, non li recuperavi più, avevamo degli scodellini dove li mettevamo dentro.
quindi faceva parte della professionalità. Come pretendevano questo da parte dei meccanici, lo pretendevano da parte dei piloti, c'era un abbigliamento per andare alle conferenze stampe, un abbigliamento per quando facevano i muletti, un abbigliamento per quando in gara avevano la tuta, però lo stesso Fiori, Ionini e Russi dovevano vestirsi c'era delle regole. In effetti ci ho tenuto a puntualizzare il discorso dell'eleganza. L'eleganza fa parte di un team e quando ero in giro e vedi tante persone vestite uguali le noti in un secondo. Sono stati con noi, qui per voi, Gianni Tomazzoni, Rino Buschiasso, Roberto Vittore, Viso del Buono, Gianni Deslani e tutti gli altri amici. Signori, loro restano a vostra disposizione per ovviamente acquistare il capolavoro, perché non lo chiamerò mai libro, il capolavoro. Ora siete tutti invitati al buffet, io vi ringrazio, buon